Gli ospedali del Veneto si stanno svuotando, ma la curva dei contagi ha ripreso a salire. Un campanello d'allarme che il governatore del Veneto, Luca Zaia, non intende ignorare. Se guardiamo i dati del Veneto, noi tranne una giornata che è quella dell'altro ieri, dal 1° gennaio ad oggi abbiamo sempre calato. E stiamo calando, anche oggi vedete 30 persone in meno nell'area non critica, che non sono poca cosa, perché comunque è un calo continuo e inesorabile. Vedremo fino a quando è inesorabile. Se guardiamo invece i positivi, vediamo che la percentuale che all'inizio era molto più entusiasmante, che era quella dell'1, l'1,4, l'1,5%, è già arrivata quasi al 3%. Le incidenze sono raddoppiate e il rischio è che salga anche l'indice di contagio, con tutte le conseguenze del caso. Di preoccupazione ce n'è. Primo perché dal punto di vista sanitario noi dobbiamo evitare di tornare a creare pressione ospedaliera. 2, perché voglio ricordarvi che con i parametri di oggi RT 1 si va in zona arancione. Prendere misure di contrasto dell'emergenza quindi è obbligatorio, ma queste misure devono essere concordate con il territorio da parte del governo. Le richieste che ho fatto. Allora, sui temi, se ci sono misure, l'abbiamo chiesto, fra l'altro anche i colleghi poi hanno condiviso questa richiesta, è bene che la realtà scientifica che è rappresentata dall'Istituto Superiore di Sanità e dal CTS indichino al Ministro le eventuali misure territoriali e il Ministro poi chiederà di adottarle d'intesa.